Combattenti! Sacra infrazione di Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, dal 27458/98 al 27938/04. E poi eravamo arrivati la page 6 e 7 e il Sacro Atto Italia numero 1, saltiamo, ecco, andiamo al Sacro Atto Italia numero 27938/04, page 8, Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, volente Beggio, quarto turno, oggetto. Ci sono le strisce, non si legge, vabbè, dice verbale, informazioni assunte da persona informata sui fatti. Sentiamo. L'anno 2004, striscia, maggio, alle ore 17, Milano, via Lorenteggio numero 30. Striscia, Pasquale Roberto. È presente Corriero Francesco. Cioè Pasquale Roberto, insomma, intervista Francesco Corriero nei locali della Questura di Milano o del commissariato Portagenova Mi. Ci sono le strisce, ecco, Bari, eccetera, 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 numeri di telefono, numero di patente, Francesco Corriero, la persona informata sui fatti, ecco, dice, primetto d'essere affittuario del negozio in via Lorenteggio numero 30 con regolare contratto ricevevo lamentele da parte del condominio in quanto la notte persone munite di chiavi entravano nel negozio dal retro e facevano rumore. Allora io chiedevo al proprietario se era a conoscenza di chi potesse entrare. Lui mi rispondeva che era lui ad entrare, visto che lui, il proprietario, a tal punto chiedevo la consegna di tutte le chiavi del negozio. Come risposta ricevevo minacce di morte. Madonna, spaventato chiamavo subito il 113, spiegata la cosa, spiegata dal 113 la situazione, il poliziotto, ci sono le strisce, no? Beh, poi quello parla e scrive a modo suo. Poliziotto, ma il proprietario delle mura, tale Russo Angelo, non si sa, forse non è quello, vabbè, tale, a lasciare il negozio ed eventualmente a rivolgersi a fare la denuncia per la scissione del contratto. Ecco, la risposta del Russo diceva quello, il Russo, che non temeva nessuno, e quindi strisce, e quindi dice nessuno, non l'avrebbero fatto uscire. Insomma, quando i due poliziotti con striscia
di accompagnarlo fuori. Il russo reagiva cercando, Striscia, i due poliziotti cercavano di immobilizzarlo senza fargli male, però, no? Ecco, così è scritto, Striscia, ma il russo, forte del fatto, di che fatto? Urlava e cercava. Qui finisce l'8ª pagina, la pagina 8 finisce qui, alla prossima. Il presente forno riassuntiva semplice, commenti sprovvisti di apparecchi fonografico, il saccoletto Italia numero 1, e così anche pagina 7, passare a pagina 8 dei Santissimi Corriere Francesco e Pasquale Roberto. Le page hanno le strisce. Il glorioso commissariato Porta Genova Mi ha un apparecchio fax che nemmeno all'età della pietra. Prova tu, dice, alle inviate a lor signori una schifezza di tal fatta. Il cittadino deve essere preciso. I padri eterni d'Italia possono fare tutto lo schifo che vogliono. Padri eterni d'Italia, for presidente. Trovatelli d'Italia. Dima che sta di spiega che gli uccelli da piccoli si chiamano implumi perché non hanno le penne. Poi dice di fare un riassunto su quello che ha spiegato. Il Lafayette Emilio, il Turone Giuliano, il Corriere Francesco, il Pasquale Roberto, eccetera, non trovando la penna per scrivere il riassunto, in coro, che dicono, dice, non possiamo scrivere, Dima che sta di, e perché? I Trovatelli d'Italia, in coro, dice, perché siamo implumi. A2A, l'energia più vicina a te. Ecco, questi dice, da una parte pago taglio, dall'altra chiede continuamente i numeri dell'effettivo consumo. Cioè, quante volte bisogna comunicarglieli via fax, per telefono, presso i loro uffici, di persona, con i bigliettini sulla porta. A2A, l'asino più vicino a te, for president. Post scriptum, dice dei rimborsi, neppure l'ombra. No. Angelo Puledda, Casa Hit, fantastico agente immobiliare della Trovatelli d'Italia riuniti, for president. Paolo Scarpis, Vincenzo Indolfi, Alessandro Marangoni, dottor Amato, capo dell'URP, della gloriosa questura di Milano, for president. 4 alla volta, 40 alla volta, mamma mia. I Trovatelli d'Italia, fra cui i nominati sotto e sopra, non esistono. Come dice il Lafayette Emilio, e non solo, del glorioso commissariato Porta Genova Mi, sono una tua fantasia erotica. Amarati Letizia che parla per tutti. Dice, ma parlano tutti così, Trovatelli d'Italia. Comuni, questa è una notizia, sì, comuni, Gela, vigili a piedi per mancato rinnovo polizze auto, altro grido di dolore, in carrozzella, dice, si lamentano sempre, dice, ma perché non cambiano mestiere, l'opzione vale solo per gli altri, loro sono eroi, disposti al sacrificio, eccetera, eccetera. Vigili for president. Dice, qui sul web non vomitano più insulti e minacce scritte su bigliettini, ma chi vogliono far paura? Aspetta,
Dice, si potrebbero beccare sul fatto, ma non conviene, ci devono pensare i carabinieri, gli addetti. E allora dice, perché li manteniamo? Berlusconi, che dice Berlusconi? Dice, Battisti criminale vero, Battista criminale vero. Il testimone dice, la Bruni telefonò a Lula. Oh, Madonna Santa. Commentino, si inventano i problemi, dice, per non affrontare i problemi, accapigliarsi sull'inutile. Con tutti i criminali a piede libero che ha l'Italia. No, dice, ma quelli non esistono, ignoti. Narciso Zarasti, portinaia coi coglioni, Giambellino 46-48, punta avanzata dell'organizzazione più benefica di tutti i tempi, for presidente, il Valemo Mafia 7 riunite naturalmente. Notizia, Viale Misurata, scontro tra jeep militare ed autobus, 3 feriti. Commentino dice, via Loretteggio, scontro tra una volante della polizia e il nulla facente della sacra infezione factoria. Volante e Cellerini innescano male, frantumati. E quello è solo uno, Notizia, Epifania 2011, politici e personaggi TV in veste di camerieri per il pranzo dei senza tetto. Commentino dice, queste iniziative servono solo a dare visibilità agli organizzatori e partecipanti, sfruttano i problemi da loro stessi creati, ingranditi e non risolti. I santi per un giorno farabutti tutto l'anno. Commentino di ma come, da una parte la Maratti Letizia Priora dice, i padri fuori dall'Italia, fuori dalle scatole, dall'altra parte per l'Epifania gli porta da mangiare. Mancata assegnazione case ai Rom, comune presenta reclamo, dice, non sono disponibili. Commentino dice, da una parte la sceneggiata di andare a servire, coccolare i senza tetto, dall'altra dice, alle Befane, ai Befani d'Italia, sput, alla Maratti Letizia, che musa, doppio, se la gente dice un tetto ce l'ha, poi le Befane e i Befani d'Italia come fanno a farsi pubblicità andando a servire, coccolare i senza tetto? Già, se procurano il lavoro, no? Forum la polizia e il cittadino. Dice, i migliori trovatelli d'Italia doc, chi sono? Dice, Paco Tom, Bitonale, Samurai, Stanislav, Batman Roma, poi chi è che c'era più? Montalbano e altri. Paco Tom lì è il capo, Paco Tom doveva fare il prefetto, il viceprefetto, ma Paco Tom dice, sarà mica un questurino d'Italia del 4 maggio 2004? Dice, viaggia ancora in carrozzella. Dice, ma magari finge, che prende lo stipendio, è coccolato e tutto, magari gli danno pure una medaglia al giorno. Dice, dell'eroico Paco Tom in carrozzella, dice, ci sono anche i video. Ecco, dice, il simbolo dell'Italia che cammina, avanza, Paco Tom for President, carrozzella for President. Giustizia, grido d'allarme dell'ANM sui tribunali, rischio paralisi senza l'assistenza informatica. Mamma mia, chiedono tutti assistenza, Madonna Santa. Commentino dice, carrozzelle per i paralizzati d'Italia, Palamara for President, dice, lo è già, dice, super president, con quello che sono costati e continuano a costare i sacri atti d'Italia. Mi dice, quelli non si contano, non esistono, sono ignoti, sono una tua fantasia erotica. Il grido di dolore, d'allarme dei togati d'Italia, su il giornale.
Ah, dice inutile commentare lì, non ti pubblicano, e dice anche se pubblicano il commento rimane inerte, dice lo ha detto MKK, il giornale for president.